Sì, questa è un'importante legge che con il Presidente della Commissione Quinta Lanzarin abbiamo voluto depositare oggi perché rappresenta un atto vero e proprio di civiltà. Finalmente di obesità se ne potrà parlare come una malattia cronica, progressiva, recidivante, non più solo e soltanto come una scelta comportamentale. Bene che a livello nazionale il Parlamento sia dotato di una legge sull'obesità e quindi riconoscendola come malattia cronica e sociale ed è entrata per quanto riguarda appunto i livelli essenziali delle prestazioni come l'EA. Il Veneto aveva già agito su questo con una rete specifica, con 2 PDTA adulto e pediatrico 2017 e 2018 per la donna in gravidanza, quindi non partiamo da zero, facciamo una legge regionale recependo la nazionale e migliorandola anche con l'esperienza vissuta, quindi quella legata alla prevenzione, alla formazione dei professionisti, alla comunicazione, alla sensibilizzazione rispetto ai vari segmenti.